Eder. McAllister. Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Trieste, appeso a un guardrail della grande viabilità, poco dopo la galleria di Valmaura in direzione Luggia, bendato, con le mani immobilizzate e i piedi legati con nastro adesivo, penzolava davanti a una scarpata di una decina di metri. Agli occhi degli stracci, era stato appeso al guardrail con un laccio saldamente assicurato con altri lacci e fibbie. Un caso per i tecnici dell'ANAS, impegnati a fare manutenzione e sfoltire le piante, che hanno notato il cadavere solo passandoci vicino a piedi. Davanti a quel tratto di superstrada c'erano pochi edifici, tutti chiusi di domenica eccetto un band che però non aveva telecamere di sorveglianza puntate sull'area interessata. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e protezione civile, con un gazebo che ha permesso le prime rilevazioni sul corpo al riparo da occhi indiscreti. L'identità della vittima è ancora sconosciuta, ma di fatto sembrerebbe trattarsi di un uomo intorno ai 50 anni, di origine medio-orientale. Indossava una giacca color beige, pantaloni bianchi e scarpe da ginnastica ed era legato saldamente alla recinzione, nonostante fosse in parte saponificato. La morte risalirebbe soltanto a 2 o 3 giorni fa. Gli inquirenti non hanno trovato segni di violenza sul corpo, ma non sono stati trovati documenti personali, la matrice o il possibile movente dell'azione. Se si tratta di una forma di vendetta o ritorsione, restano ancora un mistero. È possibile che il corpo sia stato esibito con l'intenzione di mandare un messaggio a qualcuno, mentre chi ha commesso il crimine avrebbe potuto gettarlo semplicemente nel vuoto. Gli investigatori sperano di trovare qualche riferimento visionando i filmati delle telecamere che sorvegliano la grande velocità, un'arteria che nessuno percorre a piedi. I carabinieri sono molto cauti. Recuperato il cadavere, dopo un primo superficiale esame, nessuna pista viene privilegiata. Anche la ipotesi del suicidio non viene esclusa. L'autopsia chiarirà le cause del decesso e accerterà la presenza di possibili segni di violenza, mentre gli investigatori si trovano ancora a lavorare per identificare l'uomo e la sua motivazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.